Ed eccolo arriva fra gli applausi dopo quasi un mese di impresa Aldo Serraiotto, alpino 75enne che il 5 giugno scorso era partito in pullman da Padova per la città bulgara di Plovdiv. Una pedalata per tornare a casa di ben 1500 chilometri. A spingerlo lo spirito alpino troppo imprigionato durante il lockdown. È andata molto bene. Ho trovato tanta collaborazione dove mi sono fermato. C'è stato proprio un vedere un'unione fra i popoli, da dove vieni, dove vai, e tutti, insomma, mi sono trovato bene. Ecco. Qual è stata la difficoltà più grande? Perché lei dormiva col sacco a pelo, si cucinava da solo. Ecco, qual è stata la difficoltà? Beh, quando in salita sono stato spesso a 600 metri e più, il freddo, che non ho dormito sulla tenda col freddo, ho trovato riparo in una famiglia e allora, perché proprio ci volevano altre coperte, chi pensava che a giugno trovare a un freddo così. E sul ponte ci imbattiamo in un bacin d'amor, quale trionfo dell'amore che vince su tutto, con una splendida coppia di sposi ai quali vanno tutti gli auguri del mondo. Che cosa rimane nel suo cuore di alpino e cosa vuole trasmettere con questa impresa? Ecco, è il cuore alpino, la solidarietà. E la mia impresa è la congiunzione che siamo tutti uguali.